L'emozione invece tra i serbi che abitano in Svizzera. Resi Canonica ha incontrato alcuni rappresentanti della comunità serba ticinese che oggi si sono ritrovati nella chiesa di San Rocco, Lugano, per partecipare a un rito ortodosso. Vediamo. In questa domenica i fedeli della parrocchia ortodossa rivolgono pensieri, preghiere e parole ai serbi rimasti nella propria terra. Kosovo per un serbo rappresenta tutto, cioè rappresenta un punto di riferenza, un punto di partenza. Per dire in parole povere, per noi il Kosovo è la nostra Gerusalemme, dove ci sono incoronati tutti i nostri re, tutti i nostri patriarchi. Le promesse del governo kosovaro alle enclavi serbe e il piano di allerta del contingente NATO non bastano a eliminare l'ansia. Se lei mi permette io faccio segno di croce, che quello cosa l'ha detto da loro bocca nell'orecchio del Signore. E lì ci credo, del Signore. È dal 1999 che temono per la propria gente e la propria cultura. 150 le chiese e i monasteri ortodossi distrutti da allora. Non è giusto il comportamento anche della NATO dopo, che hanno mandato 3 persone per guardare una chiesa e poi viene un gruppo di 100 persone che la distrugge in 10 minuti. È una vergogna per l'europea occidentale. Si sta creando un primo stato islamico in Europa e poi oltre a quello un secondo stato albanese. E noi oggi in Europa abbiamo solo uno stato italiano, tedesco, francese. Adesso abbiamo 2 stati albanesi. E tra loro dunque si fanno sempre più insistenti le voci che chiedono l'indipendenza dei serbi di Bosnia. Noi abbiamo il nostro Parlamento, il nostro Presidente, cioè tutte le istituzioni che fanno uno Stato vero, però ci obbligano e ci impongono di stare in Bosnia. E adesso io spero e credo che la Repubblica Srpska si va avanti.